La stagione turistica in Sardegna è a un passo dal baratro. Un'ondata di disdetta ha infatti travolto nelle ultime ore gli operatori del settore nell'isola. A scatenare il putiferio la mancata chiarezza da parte della regione nel fornire le linee guida per la stagione turistica sia ai professionisti del comparto che ai turisti, che nelle ultime ore si sono ritrovati a fare i conti con informazioni contrastanti riguardo alle misure sanitarie che dovranno adottare prima di venire in Sardegna, con lo spauracchio di un test sierologico non ben specificato da svolgere a loro spese. Per avere il polso della situazione abbiamo intervistato Massimiliano Cossu, AD di Portale Sardegna. Negli ultimi giorni queste notizie hanno turbato molto il mercato, per cui abbiamo registrato un calo di prenotazioni e un aumento delle disdette. Questo è un po' un parere di tutti gli operatori. Ieri abbiamo fatto una riunione con chi ha diritto alla Sardegna Isola Sicura e purtroppo questo è il feedback. Il tema è avere comunque delle regole certe e applicabili. Capiamo perfettamente la situazione del governatore che deve prendere delle decisioni e nessuno probabilmente si vorrebbe nei suoi panni. Noi siamo qua per sostenerlo, però dobbiamo certamente avere delle regole che siano chiare e soprattutto applicabili, in maniera tale che noi possiamo comunicare ai nostri clienti lo stato delle cose. Non chiediamo altro. Tutti quanti noi vogliamo ovviamente che i turisti, gli operatori e soprattutto la popolazione venga salvaguardata il più possibile dal rischio Covid. Però un cliente che paga 5-10 mila euro per arrivare in Sardegna vuole avere quantomeno delle regole certe e poi prendere una decisione. Alla stato attuale queste regole non ci sono, non è facile averne, ne siamo ben consapevoli, però è il mercato che decide. Giugno praticamente volato, se vogliamo recuperare almeno una parte di luglio-agosto dobbiamo comunque avere delle informazioni al più presto, nei prossimi giorni.